Buongiorno, buongiorno, salve a tutti, salve, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro per quanto riguarda computer. Ecco, l'audio arriva benissimo, mi fa piacere, quindi salve a tutti, oggi è giovedì 9 giugno 2022, ieri sono finite le scuole, attenzione, mia figlia quest'anno avrà gli esami, quindi dovrà tornarci almeno qualche giorno e dopodiché vacanze estive. Oggi questa live la dedichiamo a Reni Retro. Devo fare, diciamo, il testing di quei famosi più di 50 PC ho da testare, la maggior parte dei quali sono molto vecchi e stravecchi. Il primo che andiamo a vedere in particolare è un PC che io avevo in stanza da me fino al 2003, quindi vado a pensare che sopra ci sia un vecchissimo sistema operativo. Io non l'ho ancora acceso, l'ho soltanto collegato per il momento e volevo cogliere l'occasione per fare, anche per dare un po' di storia. Voi sapete che le mie live tendono anche a insegnare in parole povere anche quella che è stata un po' l'evoluzione dell'informatica negli anni, ok? La mia immagine adesso la vedete spostata perché con le telecamere, tra l'altro la vedete pure in bassa risoluzione, perché tra l'altro la webcam che sto usando è una vecchia Logitech del 2000, più o meno la stessa età del PC che andremo a vedere adesso. È una QuickCam Sphere fissa, con una risoluzione molto molto bassa, però funziona ancora molto molto bene perché, come vedete, l'immagine è molto chiara, nitida. Per me, diciamo, l'altra, quella là in Full HD, l'ho puntata direttamente sul monitor collegato al vecchio PC. Allora, la storia che volevo affrontare oggi, che cosa riguarda? La storia che volevo affrontare oggi del retro computing riguarda prettamente tastiere e mouse, quindi quelle che sono dette periferiche di input, ok? Allora, noi non pensiamo che le tastiere e i mouse sono sempre state dotate di pennetta wireless e noi dovunque siamo possiamo andare con la tastiera o col mouse senza filo, oppure come quelle che ci sono adesso, che sono tutte con la stessa identica presa, che è una presa USB, e quindi sia il mouse che la tastiera hanno la stessa identica presa e possono essere attaccate in qualsiasi presa USB, sia anche essa su un hub USB esterno al PC. Quindi, diciamo, abbiamo fatto dei passi da gigante anche nella gestione delle periferiche di input, come in questo caso tastiera e mouse. Allora, ci tengo a farvi vedere, guardate, questo è un adattatore da presa DIN, vedete, 5 punte, 2 da una parte, 2 dall'altra e una al centro, quindi sono 5 punte. Questo adattatore trasformava praticamente una tastiera di tipo PS2, chiamata così. La presa PS2, come vedete, ha 5 punte, no 6, ha 6 punte più questo trattino al centro che serviva per non mettere, diciamo, per non sbagliare ad inserire lo spinotto. Allora, queste PS2 furono le successive subito dopo questo tipo di connessione della tastiera. Da non confondere però la porta PS2, quando le schede madri dei PC supportavano diciamo, l'ingresso PS2, la tastiera aveva lo spinotto di questo colore viola, ma adesso non lo rende bene la telecamera, ma era viola, quindi la tastiera andava connessa per forza al connettore viola, ok? Però facciamo un passo indietro. Allora, quando erano così, qui parliamo dei 486, primi Pentium, così, avevano la presa a 5 punte e i mouse erano seriali, quindi con la presa seriale. Quindi i mouse
che andavano insieme a questa presa avevano la presa seriale, questa qui. Erano mouse seriali, quindi quando i mouse diciamo vennero introdotti sul mercato a livello diciamo casalingo, quindi per la massa, quindi in grandi produzioni, erano mouse seriali. Quindi con questa presa qui anche il mouse del Commodore 64 e dell'Amiga hanno la stessa presa, anche se non sono intercambiabili tra loro né i mouse del 64 sull'Amiga e neanche i mouse dell'Amiga sui PC, perché l'Amiga utilizzava questa presa anche per i joystick, cosa che il PC non poteva fare. Il PC quando c'erano questi tipi di mouse aveva i joystick che andavano connessi alla scheda audio, erano dei joystick, chiamiamoli tra virgolette MIDI analogici, non potevano funzionare con dei micro switch, quindi mentre i joystick per C64 e Amiga erano intercambiabili tra loro e funzionavano a micro switch. Un micro switch è un semplice interruttore on-off, mentre i joystick del PC, che erano con la presa diciamo che andava attaccata alla scheda audio, presa chiamiamola diciamo era una presa analogica, avevano dei potenziometri all'interno e quindi non erano di tipo 0-1, ok? Però stavamo parlando delle tastiere e dei mouse. Quindi quando c'era questa presa per la tastiera trovavamo questa presa per il mouse. Poi che cosa abbiamo fatto andando avanti? Abbiamo visto che questa presa innanzitutto era troppo grande, che le seriali venivano usate per tanti altri scopi, non ultimo attaccarci dei modem, degli scanner, eccetera. C'erano tante cose che andavano attaccate alla seriale. Allora ci siamo inventati la presa PS2. Eccola qui. Questa è la femmina PS2, vedete? E questo è il maschio. Ok, questa è la femmina PS2. Allora, attenzione che quando le schede madri avevano le prese PS2, come vi ho detto, erano di due colori diversi, perché non dovevate, non potevate, non si poteva andare a scambiare tastiera e mouse, cioè una presa PS2 era solo ed esclusivamente dedicata alla tastiera, l'altra presa PS2 era solo ed esclusivamente dedicata al mouse. Ok? Di solito ecco il colore della tastiera era violetto, il colore del mouse era celeste, verde acqua, questo qua, questo verde acqua qui, verde acqua. E subito dopo ovviamente la tecnologia avanzava, sono riusciti poi a fare tastiere mouse USB e infatti questi sono degli adattatori, perché io attualmente qui in casa ho solo tastiere USB e quindi con questi adattatori da USB a PS2 diciamo dovrei aver coperto la maggior parte dei PC che andiamo a vedere. Poi se ce n'è qualcuno che ci avrà questo connettore, non so se una cosa del genere funzionerà, non l'ho mai provata, quindi da DIN a USB non lo so, non l'ho mai provata, sarà bene provarlo perché non c'è stato mai bisogno di provare una cosa del genere. Stessa cosa per il mouse, non so se così da seriale a USB così può funzionare, sicuramente non funziona, perché per far diventare una presa USB una seriale serve un adattatore particolare, tra l'altro autoalimentato, è un apparecchietto attivo che ha un chip dentro che va a decodificare i segnali digitali dell'USB e li fa diventare analogici per la seriale. Ok? Quindi fatto questo prologo, noi dobbiamo andare a vedere il PC. Vediamo se purtroppo la telecamera non è motorizzata, quell'altra, quindi adesso voi mi vedete qui, ma io adesso la giro tutto a mano, vedete, eccoci, e qui abbiamo il PC da testare. Il PC da testare, io mi siederò qua così mi vedete, ecco, questo è il PC da testare. Qui davanti c'è scritto Gig Robot con una stampante termica dell'epoca, una Daimo che si usava parecchio. Io con la Daimo avevo dato tutti dei nomi a ogni singolo PC che stava in rete. C'ho anche Goldrake, Mazinga, perché all'epoca io le reti le facevo in due modi. O come attualmente io ho questo computer a cui sto trasmettendo,
nella mia rete locale si chiama Amica 1000, perché io sempre da quando ho cominciato a fare le reti casalinghe usavo dare i nomi ai PC, diciamo client, ai PC client tutti i nomi o di robot oppure di modelli di Amiga, Amiga 500, Amiga 600, Amiga 1000, Amiga 3000, capito? Quindi c'avevo, diciamo, una rete LAN, una rete locale di casa, dove qualsiasi computer era connesso aveva questo nome particolare, proprio dentro il nome PC. Ok? Detto questo, andiamo a fare un 3-2-1 per vedere se si accende ancora, perché io ancora non ho toccato niente. Magari dentro questi, qui c'è un lettore, mi sembra di ricordare che questo sia Samsung, quest'altro è un LG perché c'è scritto un masterizzatore 241040, tra l'altro solo CD, tutte e due, no, questo sotto è pure DVD-ROM, ma quello sopra è un masterizzatore CD 241040 della LG, sotto è DVD-ROM, magari c'è pure qualche cosa dentro. Allora, che facciamo? La accendiamo un attimo che devo mettere, se no non riesco a vedere poi le chat. Allora, meno 3, meno 2, meno 1, proviamo ad accendere. Allora, le lucette si sono accese, hard disk e power, e si sente anche il rumore delle ventole. Allora, andiamo a accendere anche il monitor LG. Oh, Hewlett Packard. Ciao Macito, benvenuto. Sto accendendo un PC vecchissimo, mi sto ricordando, questa scritta Hewlett Packard su un PC assemblato da me, no system disk or disk error. Ah, c'è pure un floppy qua. Guardate un po', ci ho trovato un floppy c'era dentro. Adesso questo però non mi ha visto la tastiera, quindi premiamo reset e facciamo prima. Allora, reset non funziona, spegniamo e riaccendiamo. Vediamo che succede. Comunque mi stavo ricordando perché compare la scritta Hewlett Packard. Qui dentro ci deve essere la scheda madre di un HP Vectra VI6, VI8, qualcosa del genere. Sicuramente proprio. Questo è un VI6 o un VI8 della scheda madre. Ok? Io sto in diretta su 3 social, quindi... Allora, qui è comparso scritto avvio di Windows in corso. Ciò mi fa pensare a Windows 2000. Eccolo! Windows 2000 Professional. Voi non lo vedete benissimo perché la telecamera, col fatto che lo sfondo è bianco, fa fatica a mettere a fuoco. Però c'è Windows 2000 Professional sviluppato con tecnologia NT. Qui sotto c'è scritto, ragazzi, sono ricordi, questo PC venne messo da parte nel 2003. Ragazzi, nel 2003, quanti anni sono passati dal 2003? Tanti anni. Però è bello lo stesso poi andare a riprendere in mano queste macchine, anche se sono così vecchie. Spostiamolo un po' più, no, un po' più di qua. Ecco. Allora, adesso lo schermo voi lo vedete bianco, ma non è bianco. E questa è la schermata di logon di Windows 2000 Professional. Ecco. Applicazione del criterio di protezione in corso. Allora, il mouse è illuminato, quindi penso sì, l'ha visto. Non so se si riesce a vedere il mouse, no. Voi il puntatore non riuscite a vederlo. Vabbè, però il mouse c'è. È incredibile che dal 2003 è stato messo da parte questo PC e ancora funziona, ragazzi, ancora funziona. Windows 2000 Professional. Ragazzi, quanti ricordi. Oh. È lento come il cucco, proprio lento, qua sta ancora a fare applicazione criteri di protezione in corso. Noi aspettiamo, tanto questa live è proprio dedicata appunto. Nel frattempo vediamo, vi faccio vedere qualche altra cosa che ho qui, sempre di molto vecchio.
Guardate, questo è un adattatore che dalla presa USB riesce a trasformare e a leggere dischi serialata con il cavetto serialata, poi IDE sia da 2 pollici e mezzo che da 3 pollici e mezzo. È un bellissimo adattatore questo, da avere assolutamente. Nel frattempo qui è partito, sono comparse tutte le icone con uno sfondo, mamma mia che sfondo. Cioè one click maintenance. Mamma mia, nuova cartella condivisa in rete. Vediamo un po' qui dentro che c'è. Pallavolo. Questa è roba del 2003, non me la ricordo proprio. Tra l'altro ci mette 6 anni qui ad aprire una cartella. Aria sconosciuto, oggetti 4, Diego, fotovarie. Fotovarie, che cosa c'è? Berlino, foto albero e mamma. Vediamo un po'. Ma che programma c'è qua per vedere le immagini? Niente. Annulla. Questa è mia madre, questa è casa di mia madre. Oh, questo sono io. Non c'è più ACDC. ACDC.exe non lo riesce a trovare. Apri con Microsoft Photo Editor. Oh ragazzi, ci sono io. Ho trovato una mia vecchissima foto del 2003. Vediamo, no, vediamo un po' di che anno è. Allora, visualizza, dettagli. No, questo è del 2005, anzi, quindi fino al 2005. Vediamo un po' qua. Ci sono anche dei filmati. Oh, mia nonna, non c'è più mia nonna. Ragazzi, che ricordi aprire questi PC. Allora, quindi qui c'è qualcosa da andare a prendere, anche se è poca roba. Foto albero e mamma, Berlino. Mamma mia. No, queste foto. Ah, qua ci sono io con mia nonna. No. Queste poi le andiamo a riprendere queste foto. Allora, volevo vedere insieme a voi che razza di computer era. Allora, tra l'altro c'ha 256 MB di RAM, x86 Family Model 6 Strip 8, questo dovrebbe essere un Pentium 2, da quello che mi ricordo questo è un Pentium 2. Hardware, non so se qui c'è qualcosa, perché non è connesso in rete ovviamente questo PC, non so se c'è qualcosa. Ah, vediamo se mi riconosce questa pennetta. Ah, ma non c'ho più USB però. Perché io ho attaccato tastiera e mouse sull'USB, però con quell'adattatore che abbiamo visto, se mi dovesse riconoscere, ma tanto non me la riconosce la pennetta, con l'adattatore PS2 mouse, sì, la tastiera non me la riconosceva, vediamo se mi riconosce. Allora, ma qui non c'è disegnato nulla, devo canna proprio attentoni. Vediamo un po' il mouse, se io lo attacco qua, ma dubito che funzioni anche perché in avvio. Allora, vediamo un po' la pennetta. Il mouse si è illuminato ma non funziona, però la tastiera sì. USB flash drive, periferica di archiviazione di massa USB, unità disco, zitto e forse l'ha visto. Allora io mi stacco la tastiera, che tanto mi serve a poco, e mi ci attacco il mouse. Ok, vediamo ragazzi, tutto in diretta, backup di dati del 2005. Eccolo, vediamo un po' se l'ha vista. Sì, disco removibile G, eccolo, sì, c'è. Allora io faccio subito nuova cartella, non posso scrivere il nome, ma allora nuovo cartella, e si chiamerà nuova cartella, fa niente. Ok, e adesso mi vado a copiare tutta questa roba qui, copia, copia in corso,
Ci mette pure poco, 4 minuti. Calcoliamo che quello è un USB 1.0, io ho tante docking station, Mazzito, guarda, io ho, oltre a quelle che già sono attaccate, ecco, c'ho anche questa che è bellissima come docking station, Questa legge proprio tutto. Qui ci si possono attaccare i dischi serialata, qui i serialata piccolini e qui tutte le card possibili e immaginabili che ci inventiamo. Ovviamente autoalimentate, c'è anche l'essata per attaccare un hard disk SATA di qua. Eccolo, questa è la porta essata, quindi esterna alzata col suo bell'alimentatore, con la presa normale dei PC. Sì, sono foto del 2005. Sta andando, ma addirittura è diventato 15 minuti, 14, mica possiamo stare qui a aspettare lui, Vediamo se è... Mamma mia, quanti ricordi ragazzi, quanti ricordi. Purtroppo poi se questo se lo levo non lo so quando lo riattacco, quindi voglio vedere se non ci mette proprio un esercito di tempo. Ecco, già siamo riscesi a 10 minuti. Ero arrivato a 23 minuti, mi sono un attimo spaventato perché è una diretta a vedere un computer. Vabbè che c'è tanto da dire, io mi potrei anche sedere qui e dirvi tante cose. Allora, parliamo del sistema operativo. Allora, sistemi operativi. Microsoft se ne uscì, diciamo, con un sistema operativo a finestre come questo, subito dopo aver fatto MS-DOS. MS-DOS aveva un applicativo che si chiamava Windows 3.1, 3.11, quello che volete, che era sempre a finestre, ma non si poteva considerare un sistema operativo perché aveva bisogno sempre di MS-DOS per poter essere lanciato. Quindi possiamo dire che il primo sistema operativo che Microsoft ha lanciato sul mercato è Windows 95. Ok? In quegli anni c'era una corsa ai sistemi operativi, in corsa c'era anche Amiga, c'era Apple, ce ne stavano tanti di sistemi operativi, c'era il sistema operativo anche dell'Atari, c'erano tanti sistemi operativi e quindi bisognava aggiornarsi quasi in tempo reale, ogni 6 mesi, diciamo ogni anno, doveva... Ciao Danilo, benvenuto, benvenuto Danilo, lo so, a quest'ora è perché devo fare il teardown, non so se questo farò il teardown perché ci sono affezionato a questo PC, però questo dovrebbe essere un Pentium 2, dentro ci dovrebbe essere un Vectra VI6 e un Pentium 2, non so neanche a quanti megahertz perché Windows era un macello, non te lo diceva. Ci ho trovato dentro delle mie vecchie foto del 2005, le sto copiando su una pennetta USB, visto che diciamo che l'ho attaccato e che non ci vuole tantissimo tempo, quindi ho messo a copiare questa foto. Intanto sto parlando dei sistemi operativi prettamente di Microsoft. Io li dovrei buttare. Allora, questo è uno degli oltre 50 PC che ho. Subito dopo questo, in questa live, andremo a vedere un bel Dell GX240 Pentium 4 che si apre come il cofano di una macchina, però purtroppo sono tanti, non c'ho più spazio dove metterli, e quindi dovrò cominciare a smontarli. La maggior parte andranno buttati perché non hanno più valore. Cioè, che ci fai con un PC con 256 mega di RAM, no giga? Io su quello con cui sto facendo la diretta adesso, è vero che io ci lavoro pesantemente, ho aperto i programmi 3D, ho aperto un sacco di cose che lavorano le fotografie, tutto aperto contemporaneamente, ho 16 giga di RAM, questo ha 256 megabyte, cioè io ci ho attaccato una pennetta da 32 giga, cioè è più grande la pennetta di qualsiasi cosa. Qui l'hard disk, e qui mi pare che erano 6 giga d'hard disk, quindi figuriamoci. E quindi stavo dicendo, Windows 95 venne introdotto sul mercato subito da Microsoft e ebbe un grandioso successo. Subito, contemporaneamente, si sviluppò anche la parte server di Microsoft, perché Microsoft mirava anche non solo a prendersi la fetta di mercato casalinga, quindi degli home computer, dei personal computer che all'epoca erano ancora visti per giocare. Ricordiamoci che all'epoca stavano uscendo
dei giochi molto molto belli che anche su Amiga facevano fatica a girare. Parlo dei giochi 3D tipo Doom e Quake, ok? Primi tra tutti. E quindi Amiga purtroppo aveva il grosso limite che, a parte la CPU, non potevi upgradare niente a meno che non avevi un'Amiga 4000 che ci potevi mettere le schede sullo zero, ma costavano uno sproposito, mentre i PC avevano questa espandibilità tramite delle schede ISA prima e PCI dopo, che li rendeva, diciamo, più espandibili e migliorabili dal punto di vista delle prestazioni. Quindi subito dopo Windows 95 ne uscirono diverse versioni fino al Windows 95C, che fu l'ultima versione di Windows 95 che Microsoft fece uscire prima di Windows 98. Windows 98 all'inizio, diciamo, come vi ho fatto vedere con questi spinotti a inizio diretta, Windows 98, tra l'altro non riesco bene a vedere, ecco, questi spinotti, adattatori, eccetera. Allora, con Windows 98 Microsoft voleva introdurre un qualcosa di innovativo. Windows 98 aveva molti più temi, era molto più personalizzabile rispetto a Windows 95, era dedicato molto di più alla grafica, e quindi chiunque se lo personalizzava con i temi di Windows 98. Uscivano in edicola le riviste con i CD allegati pieni di temi per Windows 98. Windows 98 però aveva grandissima difficoltà con l'appena uscita presa USB, che era questa, ok? Quindi tastiera e mouse quando lavoravamo con 98 era ancora PS2, quindi tastiera, mouse e PS2. Poi i PC cominciavano ad avere uno o due USB, alcuni ci mettevano pure le schede PCI USB aggiuntive, perché cominciavano a diffondersi le stampanti USB, i scanner USB, diciamo diverse periferiche USB. Però Windows 98 aveva grossa difficoltà. Quindi che cosa fece Microsoft? Oltre ai vari ovviamente service pack eccetera, fece uscire Windows 98 Second Edition. Con questa Second Edition di Windows 98, con funzionalità aggiuntive USB eccetera, l'USB diventò stabile e diventò, diciamo, effettivamente uno standard. I driver cominciavano a funzionare quasi tutti correttamente con Windows 98, e quindi, diciamo, Microsoft aveva diciamo conquistato il mercato casalingo. Ora anche sia Windows 95 all'inizio, ma poco, ma soprattutto Windows 98 venne sviluppato anche per lavorare in rete, anche se le sicurezze non erano avanzate come Windows 2000. Allora, in quell'epoca io sono entrato a lavorare in Ericsson più o meno quando uscì Windows 95, quindi 95-96, quegli anni lì, e stava nascendo la rete client server. I server ovviamente, diciamo, io non ho lavorato tantissimo su Windows NT 3.51 quanto su NT 4.0. NT 4.0 aveva una versione speciale di Windows che la faceva diventare primario di dominio. Primario di dominio che significava che quel server poteva contenere le informazioni di alcuni utenti che si potevano connettere con dei PC client a quel server. PC client che vuol dire PC con Windows 95 e 98, e anche poi piano piano uscì anche NT Workstation. Allora, che cosa voleva dire? Un attimo che voglio mettere a copiare dell'altra roba. Allora, anche questo. Allora, vediamo qui i dettagli. Allora, che cosa voleva dire questo? Che il PC, quando entrava dentro un dominio, andava ad ereditare tutte le sicurezze che erano scritte nel server, cioè tutti gli accessi, le condivisioni dei dischi di rete, le stampanti di rete. Aveva accesso a, diciamo, tutta una serie di funzionalità aggiuntive messe a disposizione dalla rete stessa. Un attimo che voglio vedere qui, PNG, elevamento a potenza 2, elevatore. Allora, io mi sto facendo un backup, diciamo, di tutto ciò che mi può interessare. Vediamo un po', copia, scusate, allora, dentro documenti qui che c'è? Ma mi sa che non c'è niente, no, è tutto vuoto.
fax, file access, file access, immagini, immagini non c'è niente, ok. Poi nuova cartella 2, qui niente, pallavolo l'abbiamo fatta, mettiamoci questi, copia, ok, sta copiando. Allora, e quindi dicevo, Windows NT addiaware 6, tu ne app utilities, tu ne app utilities, non mi diceva pure che PC era, che... Poi riprendiamo questo discorso di Windows NT Server e Windows NT Workstation e dei client che sono, che potevano essere... Ecco, TuneApp non funziona, vabbè. Vediamo un po' se... Vediamo, c'è sta proprio l'installazione, tu 2006. TuneApp Utilities 2006. Oh. Contratto negozio del 2006. Oh, welcome to TuneApp Utilities 2006. Repair, next, next. Tanto lì mancano 60 secondi. Allora, nel frattempo vi dico, quindi c'erano questi primari di dominio, Windows NT 4 Server Primary Domain Controller, da non confondersi con Windows NT 4 Server Backup Domain Controller. Tutto questo è tutta una storia che bisogna averla vissuta per conoscerla, perché altrimenti uno non capisce bene com'è la situazione. Però diciamo che la Microsoft all'inizio proprio per contrastare tutte le altre società, poi c'era soprattutto Unix, il mondo Unix che gestiva praticamente i server all'epoca, la maggior parte dei server erano tutti basati su Unix, poi nacque Linux che era una versione semplificata del più complicato, complicatissimo Unix. Unix andava configurato tutto quanto da prompt dei comandi, chiamiamolo così, da shell, mentre Microsoft aveva i suoi sistemi server che erano configurabili con tastiera e mouse, cioè in modalità grafica, quindi gli utenti potevano essere aggiunti tramite una GUI, una user interface, graphic user interface, e quindi risultava tutto molto molto facilitato con questi sistemi operativi di Microsoft. Però ovviamente anche questi avevano grosse limitazioni, vuoi anche il fatto di avere diciamo più server e di avere diverse versioni di Windows a seconda della funzione di quel server. Ok, poi c'erano i server www chiamati i World Wide Web Server, c'erano i server FTP, diciamo che siccome le macchine non erano potenti come oggi, anche se i server dell'epoca già cominciavano a essere biprocessori, hard disk scasi in RAID, diciamo c'erano delle sicurezze, alimentatori ridondati, tutte paroloni. Alimentatore ridondato significa che aveva due o più alimentatori che se ne rompeva uno partiva l'altro. Questo è il termine di ridondato. I dischi in RAID che significa? Senza che sto andare nel dettaglio delle varie tipologie di RAID. RAID significa che tu hai una sicurezza sul disco. Se si rompe un disco i dati non vengono persi. Quindi ne devi avere più di due. Ok? E poi ci sono varie tipologie di RAID. Però diciamo che il RAID metteva a disposizione delle sicurezze in più rispetto ai PC normali che avevano un disco, se rompeva quello, buttavi tutti i dati, avevi perso tutto. Ok? Quindi questo era niente, questo proprio non funziona più, allora non ci interessa proprio. Noi facciamo così, mi voglio copiare, ecco queste altre cosette qui, tanto ho capito che allora andiamo, quella tanto è un link, quella abbiamo visto che era vuota, va un po' tutto a scatti sto PC, allora copia qui pure queste, mamma mia, scatta che è una bellezza. Allora mi sa che ho finito. Il tempo qui ancora non piove, ma non è proprio dei migliori. Vedi Winamp,
c'è sta qua, Prog DVB. Ah, vedi, Prog DVB sapete cos'era? Vedete che io quando faccio le live io non mi preparo niente, vado tutto a memoria, non è preparato nulla. Allora, Prog DVB, chi l'ha vissuta in pieno il periodo, noi oggi siamo abituati ad avere gli smart TV e ci facciamo tutto con uno smart TV connessa a internet e vediamo di tutto di più. Allora, Prog DVB si vendeva insieme a una scheda SAT satellitare, che a questo punto può darsi pure che c'è qua dentro una scheda satellitare. No, è stata levata. C'era, ma è stata levata. Allora, questa scheda satellitare a che serviva? Allora, con Prog DVB noi riuscivamo a vedere stream e di più sul PC. Ok? Ci voleva anche, tra virgolette, teoricamente, un lettore che molte volte era seriale di smart card per far leggere la propria smart card abilitata alla decodifica dei contenuti di stream e di più. Ricordo a tutti che stream e di più sono i genitori di Sky, ok? Quindi la TV via satellite negli anni 90 si chiamava Stream e di più. Erano due abbonamenti diversi e ti permettevano di vedere i film via satellite, quindi con una qualità migliore rispetto alle antenne. Ricordiamoci che quando parliamo di stream e di più, noi parliamo di TV analogica, quindi non quella digitale che c'è adesso, il DVB-T. Noi avevamo la TV analogica e si vedeva sempre con quella sabbiolina, i colori non erano nitidi, mentre con il satellite era tutto trasmesso in una qualità molto elevata. Quindi stream e di più trasmettevano i propri contenuti via satellite. Tramite questo programma Prog DVB si potevano vedere questi film direttamente sul PC e andare a salvare nell'hard disk mentre uno li vedeva. Ok? Quindi questa è tutta una parentesi che io ho fatto. Poi quando vedremo l'altro PC finirò il discorso su NT4 server, NT4 primary domain, backup domain e i vari PC che all'epoca come sistema operativo, quando parliamo di Windows NT4, erano Windows 95, Windows 98 e qualche Windows Millennium. Ok, e poi c'era Windows NT4 Workstation, che era uno spettacolo. NT4 Workstation era di una stabilità, era un, diciamo, sistema operativo non client perché non serviva per giocare, ma per lavorare. Era di una stabilità, aveva un kernel sotto di una stabilità spettacolare. NT4 Workstation non si bloccava mai, non cresceva mai. È vero che molte periferiche proprio non le vedeva perché non era adibito, diciamo, come sistema operativo NT4 Workstation al gioco, era adibito più al lavoro, quindi ci giravano sopra benissimo programmi 3D, programmi di grafica 3D, 2D, modellazione. Diciamo era un sistema operativo molto più basato sulla stabilità che non sulla velocità, quindi doveva essere molto stabile anche se era meno veloce, non si doveva bloccare mai NT4 Workstation, ok? Quindi andava bene, se uno doveva lasciare un rendering per 3, 4, 5 giorni, il sistema operativo non ne doveva assolutamente risentire, ok? Quindi questo è quello che c'era da dire. Allora, questo non l'ho passato, passiamo pure questo, e però vedete che mi si blocca tutto. Copia, ecco, copia. Ok, dovrei aver passato tutto perché non mi pare che ci sono altre cose. Doc, programmi desktop e niente, abbiamo già visto prima. Andiamo a vedere sul disco D. Allora, sul disco D abbiamo 12 giga di spazio, 6 giga occupati. Non vedi, c'è Attrick che era messa un gioco, Attrick. Non me lo ricordo che roba. Qua addirittura ci stanno i driver della US Robotics. La US Robotics era una grandiosa società che faceva modem, poi ha cominciato a fare anche schede di rete. Oltre alle schede di rete ha fatto anche delle schede wifi, all'epoca andavano a 54 megabit, adesso ci verrebbe da ridere una scheda wifi a 54 megabit. Quindi fotografie, pure qua ci stanno delle fotografie, quindi questa cartella fotografia
me la vado a copiare, me la copio qua, copia, ok, e questo è US Robotics. Che altro c'è qua? Varie motori, nuova cartella, motori, ma vabbè, qua c'è un po' di musica, foto, vediamo un po' foto e video. Si è piantato un po' tutto perché, ma questo è il mouse che si pianta. Eh sì, è il mouse, non avendo il tappetino. Foto, ma queste foto si potremmo pure evitare. Poi TuneUp Utilities, ok, questi pure via. Setup C, setup E, sigle TV, Bud Spencer e Terence Hill, Trinità. Sigle TV, ma vedi, io avevo sempre patito di sigle TV io, Allora, andiamo a vedere nuova cartella, motori, ok. Questa è tutta roba di quando mio fratello ha fatto la tesina, qualcosa del genere. Tutto che c'ha a che vedere con i motori dappertutto. Allora, scaricamenti, niente, Real Player 10. Allora, vedete che quando c'erano questi sistemi operativi, noi installavamo il sistema operativo e poi il sistema operativo non faceva niente. Quindi bisognava installare Winamp per sentire la musica, bisognava scaricare un player per vedere i film, perché Media Player, ma che vodka fa, non funzionava un tubo, non funzionava, non apriva niente, quindi c'era da scaricare un player video per vedere i video, c'era da aggiornare tutti i codec. Io mi ricordo K-Lite, codec pack, che andavano installati i codec e i pack. Poi c'era da installare, diciamo c'era da tutto, perché il PC di per sé stesso, al di là di Notepad e Paint, ma io qui non posso scrivere Paint perché, ma magari sta dentro i programmi Paint, vi faccio vedere il Paint di questo sistema operativo, faceva veramente ridere. Qui c'era Adobe Photoshop CS installato sopra, ho cliccato su Real Player 10, qui è partito. Vediamo Real Player 10, che era un player per vedere i film, ma allora, Adobe Photoshop, mi pare che stava dentro accessori, allora, svago, comunicazioni, Real Player, Paint, eccolo qua. Paint, era molto più semplice pure del Deluxe Paint di Amiga, cioè c'aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'aveva compreso bianco e nero 16 colori, più replicati sopra 32, ma quelli sopra sono soltanto un po' più scuri, anche se si potevano scegliere da una palette più ampia, però diciamo erano quelli i colori che si potevano scegliere, e poi c'aveva riempi, disegna, scrivi, basta, cioè 4 cose in croce potevi fare con questo Paint. E quindi uno si andava a installare c'era Corel Draw all'epoca, che la Corel fece questo Corel Draw per tanti anni, prima ancora ovviamente di andare con Photoshop, che adesso viene nominato tante volte. Allora, direi che per questo PC è tutto. Abbiamo visto che funziona anche bene, tranne quel TuneUp Utilities che mi è rimasto qua, che sta pure qua tra l'altro. TuneUp Utilities 2006, TuneUp Disk Cleaner. Aspettate, che voglio vedere se ne funziona qualcuno, perché voglio vedere che PC c'aveva. E TuneUp Utilities me lo diceva. Allora, TuneUp, Mem Optimizer, Process Manager, System Information, vediamo niente. The installation of this product has been damaged. Allora ragazzi, sapete che voglio fare io? Facciamo una cosa, guarda, TuneUp 2006, mo lo vado prima a rimuovere, poi lo ristallo, tanto ci vogliono 2 minuti, giusto per una curiosità mia, per vedere questo PC come era carrozzato. Allora, quindi remove, va benissimo, rimuovi TuneUp Utilities. Ok. Ci vuole poco perché poi questi programmi erano molto piccoli, non erano chissà quanto grandi.
Ecco, computer Veradating install, come vedete cammina, vabbè, voi non riuscite a vederlo, devo sistemare un po' questa telecamera, rimanenti 35 secondi, ecco, ha già levato tutte le icone, ok, 20 secondi, aspettiamo questi 20 secondi. The features you selected are currently being uninstalled. Vedete pure molte scritte in inglese perché molti programmi non si trovano nemmeno in italiano. 8 secondi mancano. 8 secondi. Ah, andava a scrivere pure in C, due punti config.msi, una cartella direttamente nella root di C. Adesso non si fa più, adesso è tutto quanto scritto nelle cartelle Windows e programmi. E adesso lo andiamo a reinstallare. Speriamo che si installa correttamente. Tanto l'installazione richiede altri 2 minuti. Ok, avanti, accetto, avanti, avanti, programmi TuneUp Utilities, sì, vai tutto, vai. Ok, velocissimo anche perché da hard disk a hard disk, quindi 3 secondi. Poi il tempo che dava sotto Windows adesso è diventato 4 secondi, 5 secondi. Il tempo che dava rimanente Windows aumentava 6 secondi, poi è diminuito 5. Troppo forte. Questi sono tutti ricordi cioè questi sistemi operativi quasi parlano perché ci raccontano la loro storia che molti non hanno vissuto, molti giovani di oggi non l'hanno vissuta questa storia di questi sistemi operativi. Si sono trovati già davanti chi XP, chi addirittura Windows 8, Windows 10. Capite che questi che ho nominato sono dei, ecco, TuneUp, vediamo un po' se funziona. Io volevo vedere tra le utilities. Allora, TuneUp, System Information. Ecco, trial periodo 1 di 30, continue testing. Allora, vediamo. Può darsi pure che quello era scaduto, eh. Allora, continua. Allora, Intel Pentium 3 700. Ragazzi, allora, finalmente abbiamo le informazioni. 256 KB di cache, quindi è un Pentium 3, non è un Pentium 2. Pentium 3 700 MHz. Hewlett Packard VA8, quindi mi ero sbagliato, è un VA8. La videocard è una Matrox Graphics MGA 200 AGP. La Matrox, da quello che so attualmente, la grande Matrox fa solo schede di video professionali che costano 2000 euro. Prima però faceva anche queste schede video, la Matrox Mystique, la Matrox Millennium, G200, G400, vennero tutte quante da noi acquistate proprio per riuscire ad utilizzare i giochi che vi ho nominato prima, Quake, Doom, al meglio, con delle accelerazioni grafiche anche. Allora, la memoria ha 256 mega, memory, eccolo qua, physical memory 256 mega, Windows si occupa 680 mega per lavorare, ammazza, oh. Eh sì, perché c'ha il paging file. Vabbè, allora, performance, system device. Allora, il processore Intel codename Coppermine A80526 è un Coppermine che ha 32 KB di cache L1 e 256 KB di cache L2, è uno slot one, quindi di quelli grossi con tutta la scatoletta intorno, e andava messo, diciamo, nel connettore a pettine sulle schede madri. Ciao Mara, benvenuta! Salutami tanto Gigi, grandioso Gigi Rose. Tanto noi ci vediamo, cioè ci vediamo, nel senso, io vedo i tuoi post su Facebook e vedo che anche tu vedi i miei, quindi su Facebook rimaniamo in contatto praticamente. Quindi mi fa piacere che sei venuta in questa mia live, tra l'altro non dedicata alla musica, ma in qualità di Reni Retro, quindi non Reni J,
di Reni Retro stiamo vedendo questo vecchio computer. Allora, mi sbrigo perché devo levare questo PC, è rimasto poco tempo, voglio vedere anche il Dell. Allora, drives, allora, il drive, questo è C, però io volevo vedere gli hard disk proprio. Ah, ecco, è un 10 giga l'hard disk, IDE Information, è un Seagate, Seagate ovviamente IDE. Ah no, ce ne sta pure un altro che è un Western Digital, quindi sono due. Allora, questo è il Western Digital. Dov'è che me lo dice la capienza? Questo pure è un 20 giga, come 20 giga? Allora andiamo a vedere, gestisci. Per vedere i dischi è sempre meglio gestione disco. Gestione disco, eccolo qua, così vediamo pure se ci sono delle partizioni non utilizzate, eccetera. E poi spegniamo perché basta, cioè abbiamo fatto quello che volevamo fare, l'abbiamo fatto. Caricamento delle impostazioni di gestione disco. Eccolo qua, allora sono due dischi, uno da 10 giga e uno da 20. Beh, non è male, eh? E poi mi vede pure ovviamente qui il disco FAT32 che è la pennetta e sopra ci sono i due CD-ROM, vabbè. Quindi il disco di sistema è un 10 giga IDE, il disco con i dati è un 20 giga IDE, tra l'altro perfettamente funzionanti, e poi c'è la pennetta USB e i due controller. Ok, allora quindi questo è per quanto riguarda gli hard disk. IO device, vabbè, prima ride, seconda ride, ovviamente c'è la scheda Crystal Sound on board, quindi questo già nel VA8 già c'era la scheda audio integrata sulla scheda madre, quindi non andava messa esternamente, che un sacco di case si erano messe a fare, come la Creative, altro nome importante di schede madri che negli anni 92.000 ha fabbricato tantissimi modelli di schede audio, e poi la Creative è diventata leader, stringendo anche accordi con la Cambridge Soundworks per fare gli altoparlanti da VC, altoparlanti 5.1 pure per i giochi. Ragazzi, nelle mie live c'è tanto da imparare, tanto da dire. Allora, spegniamo questo PC con Windows 2000 Professional. Ritorneremo quindi. Ah, volevo vedere qui se ce la faccio, sono vuoti i due lettori. Funzionano perfettamente, tra l'altro questi due lettori li potrai utilizzare per leggere dei CD che i lettori moderni che leggono anche DVD non riescono a leggere. Però questo sarà una cosa che farò con più calma, ok? Aspettiamo che si spegne correttamente Windows 2000, non ci mette tantissimo, ecco si è spento, che silenzio. Qui l'unica cosa è che gli alimentatori facevano troppo rumore. Allora stacchiamo questo, andiamo a staccare completamente questo. Quanti ricordi con questo computer, ed andiamo ad attaccare questo. Allora ragazzi, ve lo faccio prima vedere. Questo è un Dell, questo è da davanti, è un Dell, tra l'altro che c'è scritto davanti a penna 7613. Questo sicuramente è dovuto al suo indirizzo IP. Allora, bene. Allora, qui dovrebbero funzionare molto bene gli adattatori, quindi noi ci andiamo a prendere gli adattatori. Questo c'ha addirittura 3 schede di rete. Quanti ricordi ragazzi? Allora, 3 schede di rete. Andiamo ad attaccare il monitor. Questo è il mouse. No, questa è la tastiera, che so dire. Tastiera e mouse. Questo è il 7613. Andiamo a vedere. Diamogli corrente. Accendiamo. Già è partito. F1, F2 setup,
Allora, andiamo a vedere. Questo è un Dell Optiplex GX 260. Ok? Vabbè, qui andrebbe messa la data. Allora, qui perché sta in off? Auto, auto, auto. C'ha il CD-ROM, sì. Ok. Boot sequence, dischette drive, hard disk e CD, va bene. Memory configuration, c'ha 512 MB di RAM e ci dovrebbe avere la scheda, no, la scheda video integrata. CPU speed 533 MHz, clock 280 GHz. Andiamo a vedere. Allora, sound on, tutto on, ok, USB emulation on, ok. Allora andiamo, save change and exit, vediamo un po'. Mi sembra però che gli hard disk non sono partiti, troppo silenzioso. Prima hard drive not found, second hard drive not found, alert, system battery, vabbè ovviamente si è scaricata la batteria tampone, ok. Allora, questo c'ha bisogno di essere aperto, anche perché penso che dentro gli hard disk non ci stanno, perché è troppo silenzioso. Allora, per aprirlo questo, guardate come faccio, io lo corico da un lato, stando attento a non rovinare il tavolo anche se ci sono i piedini, vado a premere, ci sono due pulsanti laterali e si apre come una macchina, ecco qua, e così si è aperto. No, gli hard disk ci stanno ma sono staccate le piattine. Allora attacchiamo, questo pure IDE, sarà un 20 giga. Attacchiamo questo hard disk, ammesso che funzioni, mamma mia, qui ci stanno, volava tutto per cosa. Allora i condensatori stanno pure tutti quanti bene, vediamo un po', proviamo a riaccendere. Dentro ci ho trovato pure queste che sono le slitte per poter mettere gli altri hard disk, vedete? Sono slitte queste, e qui c'è addirittura la cornice di dove sta il masterizzatore, il CD. Allora, F2 setup, l'hard disk non fa rumore, secondo me non parte proprio questo hard disk, no, gira, ha voglia. E allora che vuole? Master slave cable select, quella roba lì. Ci sono serie possibilità. Comunque è silenziosissimo sto PC. C'ha pure questo il driver floppy, un floppy a dischetti. Allora, quindi qua facciamo così. CTRL Alt cancella, F2 subito. Ah, si è spento proprio. Finito, morto. No. Niente. Si è acceso per un attimo e ora non parte più. Morto. Stacchiamo un attimo la corrente. Tanto la batteria è scarica, quindi niente. L'hard disk gira, però non parte più la scheda madre. Con questi PC capita. Peccato. Ciao Mirko, benvenuto. Questo è un altro vecchissimo PC. Dentro dovrebbe essere un Pentium 4, non lo so, ma è partito un attimo, poi ho attaccato l'hard disk e non è più partito. Vediamo di staccare l'hard disk, stacchiamogli pure la corrente all'hard disk, così magari
Niente, si è bloccato. Tante volte può essere pure la RAM. Vediamo un po' se la RAM, capirai, SDR queste sono pure diverse. Allora, oh sì, è ripartito, quindi erano le RAM che non andavano. Ok, please run setup program Dell GX260. Ok, va bene, noi ripremiamo PF2 e il setup funziona. Pentium 4 processors a 280 GHz, 2,80 GHz. E io so come San Tommaso, adesso gli riattacco il che sta cava così questo vada a funzionare. È vero che le cose che quando stanno ferme per più di 10 anni, ma io mi sa che c'ha un pin storto sta disco, pensa un po', tutto può essere, Ok, riproviamo. Eccolo qua. Automatic key configuration, vediamo se lo rileva. Niente, Tip tip, ha fatto tip tip, tip tip. Allora, quindi qua l'hard disk non è buono. Come attacco l'hard disk si impianta la macchina? Qui a Roma ha cominciato a piovere, Automatic key configuration, niente. Ha cominciato a piovere proprio forte, Voglio andare a vedere fuori se c'è qualcosa che si può bagnare. Niente ragazzi, allora questo qui diciamo che va rivisto l'hard disk, però il PC sembra funzionare, 512 di RAM, basta, tanto quando non te ne frega niente dei PC, vedi una volta non lo potevi fare, a PC acceso ho staccato l'hard disk, ho fregato niente, cioè questo di bello c'aveva 3 schede di rete a 100 megabit, 3 schede di rete a 100 megabit. E mi pare che c'era pure il controller serialata, no? Da qualche parte c'aveva, no, questo è tutto IDE. Qui è IDE, tip tip, vedete? Quando stacco l'hard disk funziona. Tip tip. Ok. Allora, siccome io non mi arrendo e vi volevo far vedere qualcosa, adesso vi faccio vedere una cosa fighissima, ma proprio figa figa figa, prima di chiudere tutto. Allora, il CD è attaccato, sì. Quello che mi serve a me è solo il CD. Chiudiamo questo ambaradam. Ok, lo rimettiamo in verticale. Apriamo il CD. Ok. E adesso vi faccio vedere una cosa figa. Allora andiamo a dire boot sequence. Qui cambiamo. Hard disk drive non ce ne frega niente, IDE drive.
Ok, vediamo se l'ha preso, sì. Save change and exit. Allora, andiamo a cercare quello che dico io. Aspettate. Ecco, Air Commander 2005. E adesso questo dovrebbe fare il boot da CD. Se no qui ce ne dovrei avere altri, Questi sono i mini CD, addirittura c'ho Ubuntu qua. i6p. Ecco, Starting Win Internal Air Commander 2005. Vedete che così faccio il test della macchina. Questo è i6p. È vero, se vale la pena magari metterci un hard disk o qualcosa. Questo addirittura c'ho il Diamond Boot CD. L'Hard Commander sta partendo, errori non ne ha dato. Mini PE, c'ho pure Mini PE del 2008. Starting Win Internal Hard Commander 2005. Ah no, io non butto niente, io ho tutti i CD qua, che vi faccio vedere, questo è quando lavoravo, questi erano di obbligo. XP per installazione su allora, voi sapete che Windows XP non si installava su una periferica USB, noi l'avevamo modificato. Questo è l'Hard Commander 2008, boot CD. Tanto che sta a fare? Niente, sta caricando. Poi c'ho, eccolo, comparso qui, sta caricando Windows XP. Diamond Boot CD, poi molte di queste le troverete sul canale Telegram dedicato ai Twilight, Questi l'ho trovati da poco. Questo dentro c'è Irons Boot CD. Irons è famosissimo perché faceva dei CD. Vedete, qui c'è una bella scritta Win Internals. Win Internals, voi non la vedete bene, ma c'è scritto Win Internals. E qui c'è un puntatore grosso come una casa perché partiva in modalità VGA. Questo è Mini PE XT. Guardate, ve lo faccio vedere qua. Agosto 2008, DigiWiz Mini PE. E questi sono tutti tool che non so se funzioneranno più su Network Configuration. Ha rilevato 3 schede di rete e infatti sta andando, sta alla 2 di 3. Io faccio skip perché non c'è attaccato nessun cavo. Eccolo qua, Hard Commander 2005 della Win Internals. Allora, la tastiera io la voglio italiana, quindi andiamo a cercare tastiera Italian, eccola qua. Vabbè, non ce ne frega niente dell'orario. Allora, eccolo qua, Win Internals Hard Commander 2005. Sta ancora finendo di caricare. Win Internals Hard Commander 2005, sì, caricando da CD diciamo è un po' più lunga la storia. Allora, ecco, allora qua c'è My Computer. Allora, veniamo sul menu start. Guarda la roba, Administrative Tools, Disk Management non mi serve, Regedit non mi serve, Networking Tools non mi serve, System Tools, ok, Disk Commander, File Restore, Locksmith, System Restore, Hotfix Uninstall. Vedete, allora, molto spesso una volta, lo so, tanta roba, allora, molto spesso qualche anno fa la Microsoft rilasciava, oltre agli aggiornamenti che ancora rilascia per Windows 10, Windows 11, già ci stanno gli aggiornamenti per Windows 11, per Windows 10 una continuazione, vabbè, lasciava degli hotfix che era al di là dell'aggiornamento, era una correzione a un bug che gli era stato riferito, e molto spesso però quegli hotfix non facevano più funzionare magari degli altri programmi che uno ci aveva installato, bloccando
addirittura l'avvio del sistema operativo, nel caso questi programmi fossero degli antivirus o degli altri programmi che si mettevano subito dopo il kernel. Quindi che succedeva? Che nel PC compariva la famosissima schermata blu con scritti tutti i codici di errore, e in quel caso tramite l'Erd Commander, avviandolo da CD-ROM, quindi andando poi ad aprire, perché Render Commander in avvio, a me me l'ha detto, non ho trovato nessuna installazione di Windows, però se c'era un hard disk installato con Windows installato, rilevava l'installazione e c'era la possibilità di fare l'hotfix uninstall, cioè rimuovere l'hotfix che magari aveva creato il problema. Ok? Locksmith trovava le password troppo forti, no operating system selected. Locksmith ti permetteva di rendere blank, cioè vuote, le password di utenti e di amministratori locali dei vari PC. Comunque questo era per vedere se il PC effettivamente funziona. Il PC effettivamente funziona. Ok? Allora la live è parecchio tempo che siamo in live, 1 ora e 13. Io volevo provare questi due PC e ahimè, allora un attimino solo che rimetto l'altra telecamera, tutto fatto a mano. Allora, quindi tutti e due i PC funzionano. Nel secondo abbiamo visto che manca l'hard disk, ma ce lo metterò, oppure cercherò di capire perché non viene riconosciuto quello IDE che c'è interno. Magari è settato male il jumperino, perché gli hard disk IDE di una volta andavano selezionati o in cable select, nel caso che uno aveva il cavo con un pin interrotto tra il primo e il secondo connettore, o master o slave nel caso che venivano messi in parallelo sullo stesso cavo senza pin interrotto. A quel punto il computer riconosceva qual era il primo e qual era il secondo in base al jumperino master o slave. Ok, su una catena IDE singola, quindi su un connettore IDE, normalmente i PC ce ne avevano due, perché su uno si mettevano gli hard disk e sull'altro si mettevano il lettore CD e il masterizzatore. Quindi diciamo che su una catena IDE si potevano mettere massimo due periferiche. Avendo due connettori, due catene IDE erano 4 periferiche, e normalmente i PC a cavallo degli anni 2000 avevano masterizzatore e lettore IDE sull'IDE secondario e due hard disk di solito dentro l'IDE primario. Quindi questo è quanto c'era da precisare per quanto riguarda questo PC, che abbiamo visto essere un Pentium 4. Ok, quindi abbiamo visto un Pentium 3 su un Vectra VI8 che è famosissimo come computer, Vectra VI8, e abbiamo visto un Dell GX 260, quindi con Pentium 4 che funziona ma manca l'hard disk. Ci siamo visti un bellissimo Windows 2000 installato e completamente funzionante su quella macchina di prima. Abbiamo iniziato un discorso che sarà molto più ampio e trattato nelle prossime live che farò, che è quello di primary domain controller, backup domain controller, tutte le varie tipologie di server che c'erano all'epoca, web server, file server, print server, FTP server e chi più ne ha più ne metta, server dipartimentali, soprattutto erano molto usati i file server, che ogni dipartimento aveva il suo per condividere i propri file, quello che era molto molto comodo all'epoca è che si potevano fare delle cartelle dove accedevano solo dei gruppi di utenti, magari qualcuno in sola lettura, magari qualcuno in lettura e scrittura, chi poteva modificare dei documenti, chi no, cose che adesso vengono normali fare perché i sistemi operativi adesso lo fanno nativamente, ma prima non era così semplice. Addirittura su NT4 Workstation non c'erano i quota. Quota che significa? È la quantità di dati che un utente può scrivere su una cartella di un server, e quindi c'erano dei programmi aggiuntivi come il famosissimo NTP Quota Manager che venivano installati e quindi limitavano l'utente quando raggiungeva la soglia del numero dei file o del numero di gigabyte scritti su un disco. Compariva l'errore: guarda che il disco è pieno, non potete scrivere più, anche se fisicamente il disco del server era completamente vuoto, però si potevano dare dei quota diversi ad ogni singolo utente proprio perché c'era questa gestione centralizzata degli utenti. Ok? Queste sono tutte cose che mi piacerebbe affrontare piano piano, andando appunto a vedere questi vecchi PC, questi vecchi sistemi operativi, diciamo la storia del computer vista da Reni Retro. Ok?
Guardate, qui c'è una videocassetta, un'audiocassetta che veniva usata anche col Commodore 64, è un floppy disk da 3 pollici e un quarto sulla maglietta. Ok? Non li dobbiamo mai dimenticare, noi veniamo addirittura dai dischi da 8 pollici, da 5 pollici, floppy perché erano flessibili, poi abbiamo chiamato floppy anche questi qua, ma questi di floppy non hanno niente perché sono rigidi, sono di plastica rigida, e quindi che dobbiamo fare? E adesso andiamo in giro con gli hard disk così, 5 terabyte ragazzi, si legge benissimo, 5 terabyte, ok? Grazie di essere stati con me per questo tempo. Abbiamo fatto la prova di questi due PC, abbiamo visto che funzionano perfettamente, con tutto che sono stati abbandonati dentro un box per oltre 10 anni. E quindi niente. Io vi ringrazio di avermi visto, vi lascio alla sigla finale. In ultimo, se volete, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella perché è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live. Io diciamo metto al primo posto sempre la famiglia e quindi le live non sono mai programmate. Io quando ho 5 minuti di tempo prendo, attivo la telecamera, attivo questo PC, attivo OBS e vado in live. Ok? Vi saluto, grazie di essere stati con me, sono le ore 14:11 di questo 9 giugno 2022. Ci vediamo alla prossima live, magari o di unboxing. Tra l'altro un'altra cosa che ho detto nelle live precedenti è che devo assolutamente fare l'archivio dei miei vinili, quindi alcune delle prossime live le dedicherò anche a fare insieme a voi in live l'archivio dei miei vinili. Ok? Di nuovo grazie a tutti, andate su ilmondodelvinile.com che è l'unico sito non scritto sopra, per tutti gli altri vi rimando alla scritta sopra che gira, quindi non vi resta che andare un po' indietro nel video, andare a vedere il sito di quelli che ho fatto io che vi possono interessare, che sono su internet attivi H24. Ok, se volete fare degli acquisti su Amazon, partite da www.class74.it, contribuirete anche diciamo, alla crescita del canale. Se siete patiti come me di Amiga, di Commodore e di retro computing, andate su Telegram, se avete Telegram, cercate Amiga Ita e iscrivetevi al canale Telegram dedicato ad Amiga. Grazie mille, arrivederci, ciao!